Bene, grazie a Mario Gallo per aver condiviso il lavoro del partito. Ha parlato di formazione come base su cui organizzare una struttura e uno statuto che declini in modo chiaro quello che siamo e quello che vogliamo realizzare. Bene, ora è il momento di dare la voce a Guido Grossi. Guido Grossi è un economista, lo abbiamo sentito, lo conosciamo. Ci può aiutare Guido a meditare insieme su quali siano le azioni concrete che possiamo pensare e ideare per un'economia che metta la persona al centro. È indubitabile che ci troviamo in uno scenario in cui la classe media viene aggredita, in cui ci troviamo in un debito crescente, siamo costretti a fare nostro il recovery fund che dovremo poi ripagare nel tempo e siamo sotto il costante ricatto di una banca centrale che al momento porta il nostro debito ma potrebbe un domani non farlo più. Ecco, quali sono, Guido, possibili soluzioni per riprendere concretamente la sovranità monetaria, per difendere la democrazia e la possibilità del nostro governo di agire per il bene della persona, e in che modo possiamo anche creativamente usare le monete parallele per creare una circolazione monetaria che sia fondata sulla comunità. Abbiamo parlato di sovranità monetaria e nell'immaginario collettivo la sovranità monetaria è il diritto di creare la moneta. E vi faccio una domanda. Tagliando le cose un po' con l'accetta, diciamo che il PIL, il prodotto interno lordo, rappresenta il valore monetario delle cose che sono state prodotte e scambiate e comprate da qualcuno in un anno. Ora, per fare 35.000 euro di PIL, di quanti soldi abbiamo bisogno? Non ne abbiamo neanche uno. Dobbiamo decidere quanti soldi dobbiamo comprare per raggiungere l'obiettivo di fare 35.000 euro di PIL in un anno. Quanti soldi dobbiamo creare? Noi possiamo creare 35.000 euro, spenderli una volta in un anno e abbiamo fatto 35.000 euro di PIL. Oppure possiamo creare 100 euro, scambiarceli una volta al giorno e fare esattamente 35.000 euro di PIL. Ora questa sembra una stupidaggine, ma se osserviamo il mondo come è fatto, è un'informazione importantissima per prendere alcune decisioni. Perché noi oggi abbiamo l'illusione di vivere in una profonda crisi economica, non abbiamo risorse e non sappiamo dove mettere le mani. Tanto che ci dicono con il cappello in mano, ci rivolgiamo ai mercati finanziari, per favore prestateci dei soldi perché non sappiamo come fare. Ma noi abbiamo i magazzini delle imprese italiane piene di merci, cose buone, cose belle, cose valide. Abbiamo solo sui conti correnti bancari 2.000 miliardi nostri che stanno lì fermi. Ora, se prendessimo una piccola parte di questi soldi e li spendessimo per comprare quelle merci ferme nel magazzino, il PIL volerebbe. C'è un'Unione Europea che ci impedisce di farlo? C'è una politica che ci impedisce di farlo? Di cosa abbiamo bisogno? Se non di sapere quali sono le possibilità. Perché siccome queste cose non ci vengono insegnate a scuola, quando si dice abbiamo bisogno di prestiti esteri, sappiamo cosa rispondere. Sarà vero. Lo dicono loro che hanno studiato,
2.000 miliardi di soli soldi fermi sui conti correnti. Poi ce ne sono altri 1.000 con i quali abbiamo comprato prodotti finanziari. Cosa sono i prodotti finanziari? Quelli che il nostro bravo personal banker in banca consiglia di comprare. Abbiamo una minima idea di che fine fanno i soldi nostri quando ci compriamo un prodotto finanziario? Ci viene in mente di chiedergli: ok, io sottoscrivo questo contratto, chi userà i miei soldi? Cosa ci farà con i miei soldi? Chi decide nel mondo cosa deve essere prodotto? Chi decide che è necessario produrre per esempio dei vaccini, produrre per esempio del cibo tossico, produrre un motore che brucia idrocarburi e ne spreca il 30% inquinando e rovinandoci la salute? Chi decide? Quali soldi usa? Nostri. Noi li depositiamo in banca, compriamo un prodotto finanziario. I mercati finanziari sono organizzati minuziosamente per far arrivare tutti questi soldi, più quelli creati dal nulla dalle banche centrali, presso le multinazionali che decidono cosa produrre, come, dove e come ripartire oneri e benefici. E un aspetto molto importante da capire è che i manager delle multinazionali non hanno nessuna possibilità reale di scelta. Se il manager della Monsanto o un manager della Pfizer si dovesse porre il problema: ma io devo spendere più soldi per fare più ricerca, per essere più sicuro che questo vaccino non produce danni ed è efficace, oppure siccome ho preso l'impegno a produrre X soldi di profitto entro X giorni e se non lo faccio io mi tolgono di mezzo e ce ne mettono uno un po' più stronzo al posto mio, è responsabilità mia se vi rifilo quel tipo di vaccino? O è responsabilità di tutti noi che accettiamo questa cosa senza porci l'obiettivo urgente e importante di cambiare il modo con cui le scelte vengono prese nel mondo? I nostri soldi, in mano a un sistema incosciente, vengono usati per produrre cose che non ci fanno assolutamente bene. Ma noi ci siamo mai posti l'obiettivo: cosa vogliamo che sia prodotto nel mondo? Dove? Come? Chi deve decidere? Ecco, la politica sostanzialmente questo: responsabilità di decidere quali sono i bisogni che secondo noi è più importante riconoscere e soddisfare. Sono bisogni materiali? Sono bisogni individuali? Qual è il criterio che viene usato nel mondo per stabilire se una produzione ha senso o non ha senso? Il criterio oggi è uno solo: mi farà guadagnare tanti soldi subito? Se sì, quello che ho prodotto non ha la minima rilevanza, va bene, il mercato lo accetta, il mercato prende i nostri soldi e finanzia questa scelta. Questo prodotto ha degli effetti collaterali sulla salute mentale o psichica dell'umanità? Tutti insieme, e che siamo consapevoli o non siamo consapevoli non fa nessuna differenza. Questo è il criterio, questo è il risultato. Allora la politica diventare consapevoli che le scelte, se non le facciamo noi, qualcun altro le fa. E se lasciamo fare i mercati fanno altro che molto professionalmente rispettare quella logica che noi abbiamo accettato. Ora, quando una persona come Draghi sostiene, come diceva oggi Marco Guzzi, che in fondo ce lo meritiamo perché noi non sappiamo cosa fare, ci dovrebbe dire come mai lui, che è
una persona informata dei fatti, che ha in mano il governo, non sa come fare. Se non sa come fare, perché ha accettato quel posto? Draghi sa perfettamente che il denaro si crea dal nulla, e se si crea dal nulla non può avere valore, e se non ha valore, ma perché ci raccontano che non facciamo le cose perché non ci sono i soldi? È una scusa talmente banale, talmente stupida, talmente inaccettabile, non sta in piedi. Ci dicono che non c'è lavoro, è finito il lavoro perché se lo sono preso gli immigrati, questo lo fanno le macchine. Non c'è lavoro. Andate all'Aquila, andate a Norcia, a Castelluccio, andate in tutti i paesi che ancora non sono crollati. La prossima scossa dei terremoti crolleranno perché non li abbiamo messi a posto in piedi. Sapete quanti soldi sono stati stanziati per la ricerca sul Covid? Le persone che ci raccontano che il Covid è una cosa talmente brutta, talmente grave, talmente importante che abbiamo fermato il mondo, in Italia hanno stanziato la bellezza di 40 milioni di euro, cioè niente, niente. E sapete, non sono stati ancora spesi per il problema più grande di tutta la nostra società. E abbiamo i giovani che hanno una capacità incredibile. Non li mettiamo a fare ricerca. Prendiamo 2 milioni dei nostri ragazzi e mettiamoli in uffici meravigliosi dotati di tecnologia. Possiamo comprare con quei 2000 soldi. Stanno lì a fare la muffa. Voleremo, ci creano cosa che ci fa. C'è il lavoro, ma cose meravigliose che si possono fare. Mangiamo un cibo tossico, prodotto in una maniera oscena che distrugge e avvelena la terra. Ora ci raccontano che verranno investiti trilioni per il New Green Deal. Diventeremo all'improvviso verdi. Cosa? 5G, con gli organismi geneticamente modificati, con questi sistemi qui. Non vogliamo essere noi a prenderci la responsabilità di decidere. Ora, l'anno scorso, anzi nel 2019, insieme a un gruppo di economisti, c'erano Galloni, Forché, Condì, tanti altri, abbiamo elaborato il piano di salvezza nazionale. Diciamo semplicemente il governo, dando 5 suggerimenti, dati in un articolato di legge, non fare nessuna fatica. Ci sono una montagna di soldi, cittadini italiani, bisogna farli circolare. Il governo, il dovere previsto dalla Costituzione di tutelare il risparmio degli italiani. Oggi il risparmio degli italiani non è tutelato. Banche possono fallire. La normativa sul bail-in dice che le autorità lo possono prendere quel nostro denaro per evitare crisi sistemiche. E noi ci illudiamo che c'è un vincolo a 100.000 euro. No, signori, che le autorità, per evitare un rischio sistemico che vuol dire il fallimento di altre banche, fanno whatever, qualunque cosa sia necessaria. Sono 50.000, si prendono 50, 80.000 si prendono 80.000. E non è una eventualità. Tutto scritto e pianificato, è lo sistema finanziario. Toglierci questa risorsa prima che ci svegliamo e che decidiamo di usarla. Allora, caro governo, ci sono molti modi in cui puoi attingere a quella risorsa, tutelando il risparmio dei cittadini e utilizzandone una piccola parte per fare quello che c'è bisogno di fare. Era appena scoppiato il Covid, metti su tutti gli ospedali che servono, fai tutta la ricerca che serve. Hai fermato le imprese perché per 3 mesi non sappiamo quanto è grave questo rischio. Mi sta bene, dagli tanti soldi quanti ne avrebbero prodotti. Non mi raccontare che non ci sono i soldi, è una balla, sta in piedi. E quando anche non ci fossero si potrebbero. Perché se una banca centrale li può creare da nulla, che io non posso inventare. Lo Stato, la sovranità appartiene. Nessuno la può cedere. Posso io vendere le vostre case se non mi appartengono? Nullo, non produce effetti giuridici. La sovranità è nostra. Siamo noi che crediamo di averla persa. Uno Stato che si rispetti, un governo che si rispetti all'occorrenza,
se proprio non è capace di attingere al risparmio dei cittadini, se proprio non è capace di fare le banche pubbliche che quelle in mano pubblica possono porsi l'obiettivo di tutelare il risparmio e favorire gli investimenti. In mano privata, condizionati dai regolamenti scritti apposta per impedire alle banche di finanziare le imprese, fanno un altro che prendere i soldi e portarli nel mondo della finanza speculativa. Quello fanno. Costringendo le imprese alle quali hanno prestato dei soldi a fallire quando queste imprese hanno bisogno, perché quei regolamenti gli dicono purtroppo non gli puoi dare più soldi, anzi fatti dare quelli prestati, così li condannano a fallire. Una banca pubblica un ragionamento del genere non lo farebbe mai. Tu Draghi queste cose le sai, perché non fai le banche pubbliche? Un credito fiscale è un modo per far circolare i soldi. Le aziende hanno crediti fiscali nei confronti del governo, il governo se ci sono delle tasse da prendere, le prende, fallisse l'impresa chi se ne frega. Se ci sono dei debiti dello Stato nei confronti dell'impresa, aspettate lì. Prendi questi crediti, mettili in una piattaforma, usali come denaro. Tutte queste proposte sono arrivate sul tavolo del governo, qualcuno ha cominciato a lavorarci, hanno lavorato sulla piattaforma, poi tutto bloccato. Persone presentano altri interessi, non hanno nessuna voglia di far circolare quel poco denaro che serve nelle tasche delle imprese che producono, dei cittadini che spendono, gli enti pubblici che erogano servizi. Perché il sistema finanziario, soldi dal nulla, che ha inventato il sistema per convincerci che non possiamo spendere i nostri soldi, sa perfettamente che se lo Stato, gli enti pubblici, le imprese e le famiglie non spendono, l'economia si ferma e lo Stato, gli enti pubblici, le famiglie, le imprese svendono beni reali. Perché io sistema finanziario, i soldi li so creare dal nulla, case no, aziende no. Mi voglio comprare le vostre, come faccio a comprarmele a 2 soldi? Vi convinco che per il bene vostro dovete fare le riforme strutturali, dove c'è scritto che licenziare renderà possibile avere più lavoro, dove c'è scritto che aumentare le tasse farà economia, dove c'è scritto che tagliare le spese stare meglio, dove c'è scritto che privatizzare i servizi pubblici essenziali ci farà rendere più efficienti. Noi abbiamo abbozzato tutte le scarpe, pazientemente abbiamo sopportato che queste riforme siano state messe in piedi. L'economia è semplice. Sapete perché non funziona? Perché ci hanno convinto che è complicata. Ci hanno fatto credere che possiamo capire. Il problema è che noi ci abbiamo creduto a questa stupidità. Queste sono le risorse, questi sono i nostri bisogni. Mettiamoci attorno a un tavolo e scegliamo come impiegare queste risorse per produrne un po' di più, per soddisfare questi bisogni che riteniamo importanti, poi questi se ci avanza qualcosa. Nient'altro che questo. Come possiamo pensare che chi ha studiato alla Bocconi o alla London Business School of Economics ne possa capire più di noi? Se gli insegnano il modo per far progredire l'economia è fare riforme strutturali. Se gli insegnano che la stabilità della moneta è un obiettivo primario rispetto a un buon lavoro per tutti, applicano quello che gli è stato insegnato. Queste sono poco. La scritta sapeva esattamente dove queste regole portano. Ok, il piano di salvezza nazionale non è stato approvato. Non gli è piaciuto forse perché hanno altri interessi, forse perché assecondano altri interessi, anche perché non so se vi ricordate, alzi la mano chi ha votato Draghi come Presidente del Consiglio. Nessuno? Uno di noi qui? Conte? Se non l'abbiamo scelto noi, chi ha scelto? Prima Conte, poi Draghi.
Conti, tutta quella serie di persone che ci hanno portato le riforme strutturali. Se noi li abbiamo scelti noi, chi li ha scelti? Come ha fatto in modo che arrivassero lì? Se qualcuno ha fatto in modo che arrivassero lì, una volta che sono arrivati, perché dovrebbero preoccuparsi dei nostri desideri, dei nostri bisogni? Dovranno preoccupare dei desideri e dei bisogni quelli che li hanno, come il denaro politici, come il denaro pagano. Siamo noi che abbiamo valore se ce lo riconosciamo, se ci prendiamo la responsabilità di metterci in gioco, se la smettiamo di pensare che ci può salvare Tizio piuttosto che Caio, se la smettiamo di pensare che la politica possa essere ridotta a scelgo questo partito, quel partito, questa persona, quella persona, questo tecnico, quel tecnico, questo economista, quell'economista. Uno di noi non può, deve avvertire il bisogno di partecipare, condividere, anche perché nessuno di noi è uguale a un altro. I miei bisogni tuoi da ognuno. E se non ci mettiamo intorno a un tavolo e cominciare a dire ma come possiamo conciliare con il tuo desiderio? Se non cominciamo neanche a porci il problema, ci deve pensare Draghi, che gliene importa, lui ha altri problemi, no? Rispondere a un altro. Ora Italia ha un senso se la partecipazione diventa. Se le persone si rimboccano le maniche e studiano e condividono, non c'è nessun libro da studiare, non c'è nessuna cosa da imparare a me, c'è da sperimentare. Noi possiamo leggere e non capire niente, una cosa e sbattiamo il muso e capiamo che quella cosa può essere fatta. Capiamo che non si può andare. Cominciamo a esplorare una. Se le istituzioni non fanno il loro dovere, cosa possiamo fare noi sul fronte economico? Visto che il piano nazionale, che è benevolissimo e attuabilissimo, non può essere attuato, e per quanto vi voglia bene, per quanto possa sperare che voi cresciate in maniera esplosiva, dubito che Forza Italia possa governare i prossimi mesi. Allora, i prossimi mesi sono comunque cruciali, perché nei prossimi mesi qualche centinaio di aziende può fallire, qualche altro milione di persone può perdere il proprio posto di lavoro. Questo governo non ha intenzione di esplorare questi problemi. Ora cosa possiamo fare noi? Ora con un altro genere di economisti abbiamo lavorato a un altro genere di progetto, Butterfly. Visto che i soldi creati dalle banche non circolano, ma noi ne abbiamo una montagna sconfinata, perché non facciamo in modo che qualche piccola goccia di quei soldi entri in un circuito virtuoso, si moltiplichi, cominci a permetterci di produrre quello che ci piace, scambiarci quello che ci piace in un sistema nostro, fatto da noi, dove non dobbiamo, nessuno può fare, già si fa. Il mondo è pieno di queste esperienze, di circuiti economici. Guarda caso, fioriscono in tutte le volte in cui arrivano crisi economiche. Crisi economiche arrivano quando chi ha in governo freni, non vi faccio arrivare i soldi in tasca, vi racconto che c'è la crisi, voi vi spaventate, non spendete neanche quelli che avete, crisi è matematica. In genere quando succedono queste cose escono fuori questi progetti, baratto multilaterale, Sardex, si è applicato in molti regioni. Sapete cosa succede in un baratto multilaterale? Né più e nemmeno che quello che succede in una banca, quando due imprese si scambiano, una compra un bene dall'altra. Quando un'impresa usa un bancomat e compra un bene da un'altra impresa, queste informazioni arrivano presso una banca e la banca non fa altro che addebitare un conto comprato, che debita il conto di chi ha comprato e il conto di chi ha venduto. Beh, abbiamo bisogno delle banche per fare sta registrazione contabile. Siamo d'accordo? Ce la facciamo da soli.
ci mettiamo d'accordo e abbiamo un'unica controparte di compensazione, dove tutte le volte che compro semplicemente addebito il conto, tutte le volte che vendo lo riaccredito, compenso dare a mi impegno a controllare che questo saldo sia in limiti ragionevoli, mi impegno a offrire in questo sistema che produco e le cose stanno meglio che in quell'altro sistema. Quell'altro sistema oramai è concepito per far fallire piccole imprese italiane. Nel caso che falliscono, c'è un disegno chiarissimo, fatto di tutto, è funzionato e allora è uscito fuori per dire oggi in poi tu non lavori più perché ti ho tolto le banche, ti ho tolto i servizi, tasse stupide impossibili, regole incredibili. Cavolo, le imprese italiane funzionavano ancora. Ti ho tolto tutto il sistema di partecipazioni statali. Si meravigliosi, ci invidiava mezzo mondo. Ti ho tolto e dovevi fallire, non fallisco. Sapete che c'è? Da oggi in poi per legge state chiusi. Ti darò i soldi fra un po'. Devono fallire. Se falliscono, tutti quei brevetti, tutta quella cultura, tutte quelle persone che se le prenderanno le multinazionali. 2 soldi. Nostra creatività. No, signori, ci mettiamo d'accordo, non abbiamo bisogno di nessuno. Bisogno di nessuno. Imparare a fidare. Allora, in un sistema di baratto multilaterale, le imprese si scambiano beni e servizi registrando dare punto. Non basta che le imprese si scambiano bene, poi ci siamo noi, poi dobbiamo comprare, qualcuno li dovrà comprare le cose che producono, no? Ma una persona in un circuito del genere cosa ha da dare? Se non ha un è difficile che un'impresa possa accettare di essere in questa moneta virtuale fino a quando questo sistema non è talmente funzionale che trovo tutto ciò di cui ho bisogno. Allora all'inizio prendi un po' di quei soldi che stanno lì presso le banche, mi dai 100 euro, io te ne do 150 di moneta spendibile in questo sistema. In questa maniera aumentiamo il potere d'acquisto delle persone, ma soprattutto aumentiamo la propensione a spendere. Perché se è una moneta che non potrai riconvertire indietro in euro, ma potrai solo spendere all'interno del sistema, forse ti decidi a spenderla, e se tu ti decidi a spenderla, le imprese, quelle merci che hanno a offrire del magazzino, tutte cosa fanno? Produrre altre, quindi assumono. Sempre. Automatico. Poi non funziona. Ma noi abbiamo paura di dover qualcuno che abbia l'estero, uno che provenga da quel ma non basta creare che funzionino con un sistema di pagamento, perché noi dobbiamo fare un passo in più, dobbiamo imparare a scegliere ma cosa ci voglio trovare in questi mercati. Ancora quel cibo tossico che mi produce il sistema industriale, ancora quei farmaci lì, o voglio qualche altra cosa? Chi deve decidere? Allora in questo sistema creiamo uno spazio di informazione e di formazione e un sistema che ci permette di conoscere più che i prodotti, i produttori. Perché oggi cosa fa la pubblicità? Prende un prodotto, ce lo spiattella lì, ci convince agendo sul nostro subconscio che se lo prendiamo diventiamo fighi, se non lo prendiamo valiamo un cavolo, e noi compriamo queste cose di cui non abbiamo nessun bisogno. Proviamo a fare una cosa diversa, proviamo a raccontare la storia di un'azienda. Allora quel prodotto che ne esce fuori, acquista. Ora nel nostro progetto, per le imprese, per le persone, una agenzia non di pubblicità, Fly Story, qualche cosa che ci racconta le imprese. E c'è Fly TV, qualche cosa che ci aiuta a riflettere sull'esperienza. Perché il modo unico e sano con cui impariamo le cose è sperimentare, riflettere l'esperienza. Una vera TV, una vera informazione, una vera formazione. Questo. Fare qualcosa di concreto dove sperimentiamo se funziona o se non funziona, tutti insieme, in un ambiente protetto, riflettiamo se le cose ci piacciono, se le possiamo fare meglio, dobbiamo cambiare, se possiamo aggiustare un po'.
Il tutto sotto una fondazione, butterflyfoundation.org, che trovate su internet, dove c'è tutto il progetto. Una fondazione perché non stiamo facendo questa cosa per arricchirci, perché i soldi non valgono niente. Che me ne frega di qualcosa. Fondazione che garantisce che il risultato economico prodotto da queste attività serve a finanziare le 1000 meravigliose idee che questo paese è capace di produrre. Tutto in un ambiente internet protetto, perché la cosa che stiamo scoprendo in questi mesi è che internet non è uno spazio libero dove dici quello che ci pare. Puoi dire quello che ti pare ai 4 gatti che già conosci da 10 anni. Le tue idee stanno ferme lì. E anzi, sai che c'è? Quelle idee neanche più che 4 gatti, adesso ti cancello e non c'è nessun tribunale che ti può difendere. Allora sfero.me, andate a curiosare sfero.me, lo hanno fondato dei ragazzi meravigliosi che hanno creato un ambiente cookie free, un ambiente internet dove legano le informazioni e non se le vanno a rivendere queste agenzie pubblicitarie. Ecco, Butterfly Foundation comprerà sfero.me ed è in quell'ambiente libero e protetto che realizzeremo questi mercati. Andate, curiosate, fate. Bene, grazie Guido per queste idee. Spazio di pensiero. Abbiamo la possibilità di avere un intervento di Francesco Toscano che ci darà un saluto. Potremo sentire solamente con la voce, ci teneva molto a darci il suo saluto e a farci sentire la sua presenza. Un caro abbraccio ad ognuno di voi e un saluto, vi arrivi il mio più affettuoso saluto. Ma sentito, intanto voglio fare i complimenti agli organizzatori del Veneto di questa ennesima manifestazione riuscita. Posso dire che noi abbiamo lì davvero una classe dirigente che non ha nulla da invidiare alle migliori classi dirigenti che questo paese ha avuto nel passato, perché delle classi dirigenti contemporanee a loro non vi paragono per non offendervi. Quindi grazie a voi per il grande lavoro che state facendo, specie in questi tempi così difficili, così amari e così pericolosi, perché è bene tenere a mente che quello che accade in questo periodo non rientra nell'alveo della normalità. Viviamo tempi appaltati a tutto ciò che è grottesco e spesso le farse finiscono in tragedia. Festeggiamo oggi, c'è chi ha oggi il coraggio di festeggiare la Repubblica, proprio mentre il nostro paese continua ad essere angustiato da misure dittatoriali che prevedono persino il coprifuoco, misure come il coprifuoco che non conoscevamo dalla fine delle esperienze dittatoriali del Novecento. C'è tanta gente che comincia ad aprire gli occhi, c'è chi faticosamente riesce a demistificare il racconto malefico che i padroni dei media e quindi coloro i quali costruiscono le suggestioni complessive hanno costruito. Ci sono delle persone che continuano, come state facendo voi lì, in maniera meritoria, a testimoniare l'importanza di una presenza fisica alle manifestazioni nelle quali si difende l'interesse pubblico. Ci sono lentamente segnali di risveglio che noi dobbiamo essere in grado di cogliere. Non è vero che sono tutti stati disarticolati dalla propaganda, è vero che viviamo dentro un mondo dove le forze che rispondono, diciamo, all'oligarchia sembrano prevalenti perché occupano completamente il sistema mediatico mainstream, occupano la grande stampa, occupano tutti gli scranni del Parlamento con poche eccezioni, ma il paese reale è un'altra cosa. Io sono sicuro che esiste nel paese reale tantissima gente che ha la nostra stessa sensibilità, persone che però sono appositamente isolate e destrutturate, quindi non riescono a contare politicamente. Noi abbiamo subito da parte delle istituzioni degli attacchi gravissimi, ci è stato impedito perfino a Treviso e a Pordenone di manifestare pacificamente un pensiero alternativo, cioè il governo utilizza gli apparati dello Stato per impedire
a chi propone una linea politica differente di poter organizzare il legittimo e democratico dissenso. Intorno a questo aspetto gravissimo non si è mosso nulla, nessun difensore della democrazia, nessuno di quelli che ogni giorno accusa Putin e Lukashenko di essere dei dittatori ha mosso un dito, e questo è un segnale che non può non preoccupare. Per cui io vi dico, cari amici, che noi non dobbiamo sentirci soli, perché non lo siamo, non dobbiamo sentirci dalla parte sbagliata della storia, perché siamo dalla parte giusta. Dobbiamo difendere questo nucleo duro che con fatica e con coraggio abbiamo organizzato. Dobbiamo valorizzare la nostra migliore classe dirigente, come voi anche oggi state facendo, e dobbiamo essere fieri di tutto quello che abbiamo fatto, perché in tempi nei quali il regime ci vuole soli, impauriti e virtuali, abbiamo costruito una comunità di uomini forte, solida, reale e solidale. Questo è un grande miracolo, e questo miracolo è merito vostro. Vi abbraccio tutti e vi auguro buon proseguimento. Bene. Ringraziamo anche Francesco per il suo saluto e per il calore. Ecco. Bene, abbiamo un ultimo intervento prima di lasciare lo spazio alle domande, e immagino saranno molte perché gli stimoli che abbiamo ricevuto sono importanti. Ecco, Daniele, vorrei, questa mattina ci hai detto che il Parlamento deve farsi sentire e la Costituzione, testo che non è concretato. Vorrei che ci aiutassi a individuare un fare concreto possibile che permetta di attuare la Costituzione, realmente realizzare il pieno sviluppo della persona umana e supportare tutti coloro che a vario titolo debbano districarsi nel selva di dover continuare a lavorare, a muoversi, a gestire una vita che un tempo era normale e che oggi sta diventando non più possibile, grazie ad una iniziativa che so tu cui hai dato vita e che sarei molto felice tu potessi presentarci. Grazie. Sarò davvero brevissimo, non voglio tediarvi con tecnicismi. È tardi, l'ora è tarda. Allora, che cosa si può fare? Beh, con gli amici di Ancora Italia, con il quale ho il piacere e l'onore di lavorare, e soprattutto su impulso di Adriano e di Fabrizio, abbiamo costituito mesi fa un comitato che è tra l'altro quello che ha patrocinato l'evento di oggi qui a San Martino Buonalbergo, il Comitato Culturale per la Libertà Consapevole. Innanzitutto perché culturale? Perché abbiamo detto che la rivoluzione parte dal pensiero, parte dalla solo attraverso il pensiero poi diventa azione concreta. Quindi è un comitato che fa cultura. Noi in questo momento stiamo esercitando una logica dialettica, plurale, no? Cerchiamo di evitare di essere come tutti i partiti uno strumento di nuovi egoismi personali, l'ha detto Francesco prima nel suo intervento, e soprattutto di una libertà consapevole, perché non basta in qualche modo puntare l'arma dei propri diritti soggettivi contro gli altri, bisogna in qualche modo conoscere di quei diritti, il limite di quei diritti e il rispetto che si deve agli altri nell'esercizio dei diritti medesimi. Quindi il compito del potere, come diceva Rosmini, non è solo quello di riconoscere dei diritti che preesistono a qualunque testo positivo scritto, è anche quello di indirizzare il modo con cui quei diritti vengono esercitati. Allora concretamente, perché questa seconda sessione è un po' più pratica, operativa, che cosa fare davanti a questa fibrillazione dello Stato di diritto, a questa trasformazione dallo Stato di diritto allo Stato immunitario, allo Stato sanitario? Ci troviamo davanti a tutta una normativa emergenziale che presenta più di un profilo di incostituzionalità. Il problema è che non lo posso fare io come costituzionalista, come professore, o altri colleghi più autorevoli di me che hanno scritto e che continuano a scrivere
su questo tema. Voi sapete che nel nostro ordinamento l'unico organo che può togliere di mezzo una legge, un atto normativo avente forza di legge dello Stato o delle regioni che si presenta in violazione di alcune norme costituzionali è la Corte Costituzionale. E noi possiamo stare qui a disquisire sulla illegittimità o legittimità dell'impianto decreti legge di PCM, ma se non interviene la Corte Costituzionale con una declaratoria, cioè con una sentenza di accoglimento che spazzi via con effetto retroattivo tutta questa normativa, possiamo fare grandi discussioni, ma alla fine non se ne viene fuori. È vero che qualcosa è avvenuto, ricordate il GIP del Tribunale Ordinario di Reggio Emilia, c'è stata una disapplicazione del DPCM, qualcosa a livello di TAR per il Lazio si è ottenuto, però è davvero ancora troppo poco. Noi, per cominciare a far cadere tutto questo palco, dobbiamo toccare un punto fondamentale. Le questioni sono tante, ce n'è uno però in particolare, e cioè il fatto che il governo ha utilizzato, non solo il governo Draghi, ma anche già il governo Conte, ha utilizzato il decreto legge, quindi questo provvedimento provvisorio per fronteggiare una situazione di necessità, di urgenza, per cui era difficile ricorrere alla via della legislazione ordinaria, ha utilizzato il rapporto decreto di PCM e ha indicato nel decreto legge delle misure di contenimento molto vaghe, generiche, elastiche, e poi le ha attuate e modulate con degli atti amministrativi sottoposti all'unico controllo che è quello del Presidente stesso, cioè sottratti alla logica del circuito democratico. Ora, questo presenta davvero una palese e un'evidente violazione dell'articolo 77 della Costituzione, perché un decreto legge, proprio per la particolare natura della fonte, deve avere delle disposizioni immediatamente applicabili, quindi delle disposizioni che producono i loro effetti giuridici immediatamente. Mentre noi abbiamo avuto dal decreto 19 del 2020, che è quello che contiene oggi le misure di contenimento, fino all'ultimo, al 65, tutti i decreti a efficacia differita. Addirittura abbiamo avuto l'effetto, io ho avuto modo anche di scriverlo sul quotidiano La Verità, il cosiddetto effetto Minotauro, no? Il Minotauro mangiava quelli che venivano portati dentro il labirinto. Perché? Perché il governo adottava un decreto legge, dettava delle misure sulle riaperture, 2 settimane dopo un nuovo decreto legge che a decreto legge precedente in vigore modificava la normativa, quindi arrivando a una fibrillazione e a una, in qualche modo, problematicità anche nell'interpretazione sistematica delle norme, insomma, particolarmente difficile. Anche noi come costituzionalisti abbiamo fatto e continuiamo a far fatica a star dietro a tutto questo impianto. Quindi i problemi ci sono, sono evidenti, c'è una giurisprudenza costituzionale sul punto, però bisogna sollevare la questione davanti alla Corte, non c'è altro da fare, non c'è altro da fare. Non è che mi fidi granché della Corte Costituzionale, non ho grande stima della Corte Costituzionale, mi sono sempre più convinto che il sistema accentrato di giustizia costituzionale in Italia non serve assolutamente a nulla, preferisco un sistema diffuso piuttosto che quello che poi è stato attuato, previsto in Costituzione e poi attuato negli anni 50, perché la Corte Costituzionale inizia a funzionare a partire dal 1956. Quindi se noi non portiamo all'esame della Corte la disposizione del decreto legge che contiene la facoltà in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri di modulare le misure di contenimento con DPCM, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, perché arriva anche la pronuncia del TAR, però voi sapete che tutte le sentenze dei giudici di merito o dei giudici amministrativi sono sentenze che hanno efficacia inter partes, quindi viene accolta la sospensiva fatta dai genitori che chiedevano che il bimbo non portasse la mascherina in posizione di stanzialità. Ah, bene, abbiamo vinto. No, non abbiamo vinto, perché quella sentenza produce effetti solo per i ricorrenti. Infatti nel DPCM successivo che cosa ha fatto il Presidente del Consiglio? Non ha assolutamente modificato nulla, ha perpetuato la misura di contenimento che era già presente nel DPCM, per il quale il TAR per il Lazio aveva accolto la sospensiva cautelare. Quindi non se ne viene fuori. Non se ne viene fuori. Da noi il nostro è un sistema di civil law, non di common law, non esiste il principio del precedente vincolante e quindi di conseguenza bisogna necessariamente portare all'esame della Corte Costituzionale la questione di legittimità e formularla bene, perché purtroppo i giudici il diritto costituzionale lo conoscono però in maniera molto generica, non hanno un'accortezza così precisa, così puntuale.
E quindi bisogna sollevarle bene, bisogna scriverle bene le ordinanze, anche perché la Corte, in base al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, si pronuncia su quello che le chiedi. La Corte non può allargare il perimetro rispetto a quello che le parti, o in questo caso il giudice, chiede alla Corte Costituzionale. Quindi se il giudice chiede A, la Corte si pronuncia su A. Cioè, se il giudice chiede, verifica se la disposizione normativa oggetto dell'impugnativa viola questo o quell'altro articolo della Costituzione, non è che la Corte può dire ma non viola questi ma viola gli altri, no, perché è il giudice che nel momento in cui porta la questione davanti alla Corte delimita il perimetro nell'ambito del quale la Corte si può e si deve pronunciare. E quindi bisogna sollevare queste questioni di costituzionalità. Io ho visto finora quelle che sono state promosse e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, penso a quella del famoso giudice di pace di Frosinone, il primo che aveva disapplicato il DPCM, però posso dirvi francamente, io spero di essere smentito qui, da come l'ho vista scritta, da come l'ho visto formulata, ci sarà una pronuncia di totale inammissibilità, non se ne viene fuori. Bisogna argomentarle in maniera chiara, puntuale, precisa, soprattutto lavorando sulle contraddizioni del sistema e operando all'interno degli spazi interstiziali che la stessa giurisprudenza costituzionale consente. I cittadini non possono ricorrere alla Corte Costituzionale, da noi questa possibilità non c'è, non esiste. Non lo possono fare neanche le minoranze, neanche i partiti politici in qualche modo. Ad esempio in Spagna questo potrebbe essere fatto, nel nostro ordinamento questo non è consentito. Quindi l'accesso alla Corte Costituzionale non è un accesso facile, è filtrato dai giudici principalmente, non solo, ma dai giudici. Quindi ci deve essere un giudizio civile, un giudizio penale, un giudizio tributario, militare, e in questo giudizio ci deve essere il sospetto che quella disposizione o quelle disposizioni che il giudice deve applicare, quindi sono rilevanti perché deve applicarle in quel giudizio, in qualche modo presentino dei profili di incostituzionalità sulla base di certi parametri. Il giudice lo può fare di sua iniziativa, lo può fare la parte, però rimane sempre una scelta discrezionale del giudice, attenzione. È il giudice che poi alla fine decide di sospendere il giudizio. Quindi capite che l'accesso alla Corte è assolutamente difficile. Se a questo aggiungete anche la composizione della Corte Costituzionale, una composizione totalmente politicizzata, io vi risparmio la letteratura giuridica che c'è stata e che c'è tuttora sulla legittimazione di un organo di questo tipo a sindacare la legittimità costituzionale. Peraltro adesso la Corte ha utilizzato una nuova tecnica, quella della illegittimità annunciata. Non so se vi ricordate il caso del DJ Fabo, lo ha detto anche recentemente il presidente Coraggio in occasione della relazione sul 2020 in merito al progetto di legge di iniziativa parlamentare Zan-Scalfarotto, insomma con delle affermazioni assolutamente discutibili, altamente discutibili per il ruolo che ha il presidente della Corte Costituzionale, che è comunque un organo di garanzia, anche se oggi parlare di garanzia insomma fa davvero sorridere. Quindi nella situazione dell'emergenza sanitaria probabilmente a qualcuno di voi sarà stato notificato un verbale di accertamento per una violazione di una misura di contenimento, quindi è stata comminata una sanzione pecuniaria per aver perfezionato un illecito amministrativo. A parte che mi è capitato di vedere dei verbali dove nell'intestazione era addirittura scritta in maniera errata la legge di conversione del decreto legge, cioè questi non sanno neanche scrivere i verbali in maniera corretta. Ma al di là di questo, voi sapete che davanti a quelle sanzioni c'è la possibilità entro 30 giorni di presentare delle memorie che viene erroneamente chiamato ricorso, ma in realtà sono delle memorie difensive presentate al prefetto, e poi a questo punto il prefetto può archiviare oppure adottare l'ordinanza di ingiunzione e dire pagami i 400 euro, gli 800 euro, a seconda, 400 è il minimo, ovviamente la sanzione edittale minima. Ecco, davanti al prefetto, il prefetto non è un'autorità giudiziaria, quindi il prefetto, io posso solo chiedere che adotti l'ordinanza di archiviazione, quindi il prefetto non può sollevare la questione, bisognerà attendere l'ordinanza di ingiunzione, quindi nel momento in cui il prefetto non archivia, diciamo così, volete, uso per semplificare l'espressione, il mio ricorso, e a quel punto là io posso impugnare l'ordinanza di ingiunzione al pagamento, poniamo, della sanzione di 400 euro perché non ho tenuto la mascherina, non ho tenuto il distanziamento sociale. A quel punto posso fare una opposizione davanti al giudice di pace in primo grado, quella è un'autorità giudiziaria e in quel caso il giudice di pace potrebbe
ovviamente sta anche alle parti, potrebbe farlo di sua iniziativa, ma sta alle parti convincerlo, potrebbe sollevare la questione di costituzionalità. Tutto questo per dire che cosa? Che il compito del comitato è quello di offrire a tutte le persone, in qualche modo, ma non solo in Veneto, perché c'è una ramificazione diffusa in tutto che si sta diffondendo in tutto il territorio nazionale, di offrire un supporto sicuramente extragiudiziale, quindi pareri, consulenze, eccetera, ma anche un supporto legale proprio per riuscire ad arrivare, per chi intende proseguire, perché voi sapete che se vi viene combinata la sanzione, la pagate entro 5 giorni, avete una riduzione del 30%. I 400 euro ne pagate 2,80, quindi molti a quel punto là estinguono, diciamo così, l'iter, il procedimento. Però per chi vuole andare avanti sarebbe interessante riuscire, no, qualora il prefetto non dovesse adottare l'ordinanza di archiviazione, fare opposizione davanti al giudice di pace, davanti invece all'altra tipo di ordinanza, cioè quella di dire paga la sanzione, e lì sollevare la questione di costituzionalità. Quindi il nostro lavoro è quello di mettere assieme non solo professori universitari, come posso essere io, e altri colleghi costituzionalisti e amministrativisti, ma anche poi avvocati, che possono avere anche una dimensione molto più pratica rispetto alla nostra, che è più accademica, diciamo così, ecco, più dottrinale, quella di mettere assieme, di fare sinergia, no, tra queste forze, per riuscire a offrire un prodotto qualitativamente elevato e soprattutto convincente per i giudici. Quindi riuscire a formulare, perché io quelle che ho visto finora, francamente, mi lasciano molto perplesso, riuscire a, diciamo così, confezionare, si passi l'espressione, delle questioni di costituzionalità forti che possano quantomeno portare alla sospensione del giudizio principale e quantomeno investire la Corte Costituzionale. Io per esempio sono contattato quasi quotidianamente, ad esempio, da medici, dal personale paramedico, da coloro che svolgono attività di interesse sanitario per la questione, come sapete, dell'obbligo vaccinale in base al decreto legge 44/2021 che recentemente le Camere hanno convertito con la legge 76 del 2021, che ha dei problemi infiniti anche di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, di mancato bilanciamento proporzionato e adeguato della dimensione individuale della salute. Però bisogna argomentargliele, cioè bisogna conoscere la giurisprudenza costituzionale. Noi con il comitato lo facciamo perché non ci sono solo io, ma ci sono anche altri colleghi costituzionalisti, amministrativisti, e quindi cerchiamo di offrire un supporto, tra l'altro con un prezzo, si direbbe, calmierato, un prezzo popolare, venire incontro a tutti coloro che da sanzione amministrativa, piuttosto che altre questioni, anche inerenti un po' all'esercizio di attività di impresa, perché imprenditore, eccetera, ecco, riuscire a dare in qualche modo un supporto che sia tecnicamente all'altezza e che sappia in qualche modo diciamo così, rompere quel velo di Maya penariano che da più di un anno a questa parte ha di fatto paralizzato ogni forma di garanzia costituzionale. Ecco. Allora, come possono raggiungerci? Qui trovate, no, non so se c'è la mail, dovrebbe esserci, non so se Adriano, c'è la mail del comitato, perché memoria, ecco, allora c'è la mail, se chiedete qui informazioni alla segreteria, c'è una mail ad hoc del comitato e potete tranquillamente mandare le vostre segnalazioni, questioni, insomma i dubbi che avete al comitato. Eccolo qua, adesso ve la dico subito. Allora è ricorsi secundum legem, chiocciola cclcveneto.it. Adesso vediamo se poi, eccolo, pure info, leggo male io. Ecco, poi ve la mettono, ecco, ve la mettono. Comunque lì chiedete e sicuramente nel giro di qualche giorno vediamo di dare una risposta un po' a tutte le esigenze che ci sono. Io credo che sia uno strumento importante perché è l'unico partito che lo fa, cioè che ha creato questa struttura all'interno di un partito. No? E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che la dimensione politica non è solo una questione puramente ideologica, ma è servente per venire davvero incontro ai bisogni
e le esigenze non solo degli iscritti, ma di tutti quanti, insomma, si dovessero trovare in una situazione di questo tipo. Quindi un partito, come diceva Leibold, che cerca di realizzare l'esercizio quotidiano della sovranità popolare, che oggi purtroppo manca perché i partiti si sono trasformati in macchine elettorali, cadendo prima nel leaderismo e poi nel personalismo esasperato. Grazie a tutti. Buonasera, una domanda per il professor Grossi. Riguardo ai certificati di credito e minibot, 2 proposte, una dei 5 Stelle e l'altra della Lega, ma anche di altri in altre forme, che potrebbero dare fiato alla nostra economia. Cosa ne pensa il partito o il professor Grossi in questo caso sulla possibilità di attuarla, visto che non ne parla più nessuno? Che qualsiasi forma si inventi per prendere i soldi che stanno fermi a fare la muffa e li rimetta in circolo va bene. E le proposte andavano bene, anche mini bot potevano essere farraginose, incomplete, ma andavano bene. Se le persone che le propongono poi non le difendono, le proposte si fermano. Le proposte andavano più che bene. Prof, le tocca. Che cosa ne pensa? È etico investire sulle criptovalute? Ora, la moneta ha una doppia faccia, una doppia funzione. Può essere usata per scambiarci le cose belle che produciamo, in quel caso ha una funzione eccezionalmente utile, se vogliamo. Favorisce la relazione, favorisce lo scambio, è ciò di cui abbiamo bisogno. La stessa moneta, il mio ego la prende, se la mette in tasca, illudendosi di diventare più ricco e di fatto rende tutta la comunità più povera, perché non possiamo più scambiarci le cose perché non c'è più moneta in circolazione. Allora possiamo usare la moneta per illuderci di poter fare soldi con i soldi, oppure possiamo usare la moneta per scambiarci le cose che produciamo nell'economia reale, quindi con il lavoro, con l'organizzazione del lavoro dell'impresa. Come vengono usate le criptovalute oggi? Per quale motivo, con quale finalità, con quale intento le persone comprano un Bitcoin piuttosto che un'altra criptovaluta? Perché hanno intenzione di comprarci cose reali da qualcun altro o perché sperano di comprarla a 1.000 e di venderla a 10.000? La risposta è insita in questa. Non è sbagliato lo strumento in sé, ma è stato concepito e strutturato per favorire un uso speculativo. Allora, in questo momento di quel tipo di uso ne abbiamo pochissimo bisogno. Vanno ripensate. Lo strumento serve, può essere utile se strutturato in maniera che impedisce la speculazione e favorisce lo scambio, però andrebbero ripensate in maniera abbastanza strutturale. Grazie. Un'altra domanda per il professor Grossi. Che cos'è la speculazione? Effettivamente ci sono effetti per il mercato? Allora, io per circa 25 anni ho fatto lo speculatore di professione. Mi pagavano lo stipendio per comprare valute, titoli e rivenderli a un prezzo più alto. E vi assicuro che è una cosa divertente. Speculare alla lettera vuol dire riflettere. Riflettere vuol dire abbiamo delle informazioni, usiamo queste informazioni per cercare di capire cosa succederà sul mercato visto che è arrivata questa notizia, questo prezzo salirà o scenderà? Se io sono più svelto, più rapido degli altri a capire l'effetto, io vinco. Se sono più lento o più stupido, perdo. Ed è un gioco abbastanza semplice, abbastanza trasparente, abbastanza meritocratico. Questo fino a quando il gioco non viene toccato. Qualcuno ha le informazioni prima degli altri, per legge non dovrebbe usarle, ma le usa, tanto la legge alla fine è scritta da chi
ha interesse a difendere certi interessi e non altri, qualcuno ha gli strumenti per modificare i prezzi di mercato, qualcuno ha le informazioni e gli strumenti e li usa. Allora quando il gioco è truccato non c'è più nessun divertimento. C'è qualcuno che non può non vincere e qualcuno che si illude di poter vincere 1, 3, 4, 5, 9 volte, la volta che perde, perde tutto. Il mercato è organizzato in questa maniera e non è un caso che i soldi, non ce ne sono mai stati tanti mercati come in questo periodo della storia dell'umanità, si concentrano in pochissime mani. Guarda caso sono quelle mani che hanno a che fare con l'organizzazione dei mercati finanziari. Se ci ricordiamo che i soldi si creano dal nulla, dedicare la propria esistenza e le proprie energie a cercare di accumulare soldi è la cosa più stupida che l'essere umano possa fare. Grazie. Una domanda per il professor Fusaro. È una domanda da parte di Cio. Una delle direttrici di questo nuovo ordine del va nella direzione della completa esautorazione della rappresentanza di organi istituzionali che nascono per essere rappresentativi del popolo. Questo avviene in Italia ma non solo. Come un movimento culturale che vuole fare anche una rivoluzione politica deve porsi rispetto a questa prospettiva di rappresentatività? Bene, è una domanda importante quella sollevata da Lucio. Direi essenzialmente che occorre anzitutto frenare la dissoluzione degli organi di rappresentanza popolare ancora esistenti e persistenti. Primis il Parlamento, visto che siamo a cospetto, credo, di una sempre maggiore marginalizzazione del Parlamento. Parlo solo ovviamente dei tagli dei parlamentari a cui si è assistito recentemente, ma lo stesso ruolo del Parlamento tende sempre a essere più scardinato. Vorrei dire che lo stesso procedimento fondativo dell'Unione Europea, il cosiddetto vincolo esterno, serve esattamente a questo, a marginalizzare la potenza del Parlamento. Tant'è che uno dei grandi autori del neoliberismo, Guido Carli, ebbe a giubilare dopo l'approvazione dei parametri europei che di fatto andavano a imporre un vincolo esterno in forza del quale bisognava adeguarsi a prescindere dalla volontà espressa dai parlamenti. Quindi questo direi anzitutto, di proteggere gli organi democratici che ancora sussistono e di valorizzare forme di sovranità popolare anzitutto nella propria comunità territoriale. Questo è il punto fondamentale. Bisogna essere consapevoli del fatto che molta parte di quelle che vengono presentate, anzi celebrate come organizzazioni sovranazionali, che siano il Fondo Monetario Internazionale, l'OMS, per dirne un'altra che nell'ultimo anno e mezzo della nostra vita ha acquisito un ruolo più importante, sono istituzioni totalmente sganciate da ogni controllo di sovranità nazionale e popolare. L'OMS, di cui tanto si parla, un anno e mezzo a questa parte soprattutto, risponde essenzialmente nell'ordine, intanto non è un ente, è in larga parte finanziato da privati, e poi anche sul piano dei finanziamenti nazionali non è qualcosa di semplicemente sovranazionale, quasi fosse una comunità post-nazionale. L'OMS la massima parte dei suoi finanziamenti li riceve dagli Stati Uniti d'America, è bene che si sappia questo, e dai privati ne riceve molta parte da gruppi privati che rispondono a nomi precisi, gli stessi che vengono celebrati oggi come filantropi dai nostri giornali nazionali. E quindi a questo stiamo assistendo, e mi ricollego a quanto dicevo in precedenza, cioè i processi di sovranazionalizzazione, che siano le cessioni di sovranità nazionale a Bruxelles, che siano le cessioni di sovranità della salute pubblica all'OMS, rispondono a una logica di post-democratizzazione. Questo sta
avvenendo. Quindi vi è bisogno di difendere gli organi di rappresentanza democratica nazionale, in primis naturalmente il Parlamento. Per questo oggi la lotta una delle tante lotte da condurre è quella di rivendicata difesa di tutto ciò che si oppone ai processi di sovranazionalizzazione legati all'Unione Europea o legati sul piano militare alla NATO e quant'altro. Bisogna difendere la sovranità nazionale come base della democrazia. Questo ora Italia si batte contro l'Unione Europea, ma anche contro la NATO. Bisogna recuperare sovranità non solo della moneta, ma anche delle milizie. No? C'è un discorso oggi che tende ad andare per la maggiore, il discorso di una superficialità sconvolgente, ma come tutte le cose superficiali attecchisce più degli altri, del discorso di chi pensa che la base di tutto sia recuperare la sovranità monetaria e economica. Certo che è importante anche quello, ma senza la sovranità militare, con la sovranità economica e monetaria si fa qualcosa, ma non si fa ancora l'essenziale. Per questo occorre recuperare anche la sovranità militare, quindi uscire dalla NATO, recuperare la propria indipendenza. Senza questo non si va da nessuna parte. Questo è uno dei punti saldi di Ancora Italia e della nostra piattaforma teorica. Per farlo bisogna un quadro teorico abbastanza preciso di ciò che sta accadendo. Pare che manchi questo quadro preciso, che manchi oggi il discorso anche oppositivo che prende forma, un discorso sconclusionato in molti casi, un discorso che si muove senza visione culturale, che si muove urlando e starnazzando anche, si muove addirittura urlando scompostamente, sia nelle sue espressioni, diciamo così, di visibilità esterna delle manifestazioni di piazza, sia nei suoi discorsi teorici. Quindi ci vuole rigore nel modo di impostare. Bisogna fare attenzione ai nemici, ma anche agli amici, che si scelgono nelle battaglie. Questo è molto importante. Grazie. Un'ultima domanda per l'avvocato Gallo. È molto breve. Ancora Italia potrà raccogliere la sfida lanciata dal Movimento 5 Stelle attraverso la piattaforma Rousseau? È una domanda che richiede molte precisazioni. Che cosa significa raccogliere la sfida attraverso la piattaforma Rousseau? Di certo noi non siamo un partito virtuale, non siamo un partito che determina il consenso attraverso una piattaforma. Quindi se la sfida deve essere quella di superare l'esperienza del Movimento 5 Stelle per andare nella direzione di partito che abbia un serio radicamento sul territorio, la raccogliamo e la superiamo quella sfida. Certo non possiamo replicare dei meccanismi che hanno pur funzionato in un certo momento storico, ma che vanno nella direzione dello sradicamento, dell'organizzazione, dell'alienazione, della separazione. Noi ci dobbiamo vedere, ci dobbiamo riunire, dobbiamo creare sezioni, dobbiamo dialogare tra di noi. Quindi da questo punto di vista la raccogliamo e la superiamo. Grazie. Bene, abbiamo fatto le 17:30 e è stata una giornata importante, piena di idee per pensare, tanti proposte di agire concreto. È stata una giornata che ci ha permesso di incontrarci fisicamente, cosa soprattutto di questi tempi, e di vederci, conoscerci e iniziare a creare una comunità politica che ho capito chiara progetto, una chiara identità che si sta strutturando nel territorio, nelle regioni per diventare sempre più presente e capace di incidere concretamente. Siamo a Verona, siamo in Veneto. Io ci tengo a ringraziare pubblicamente Adriano, animatore di questa giornata, senza la quale non avremmo avuto quello che è oggi. Quindi grazie Adriano per
l'impegno che stai mettendo, per come lo fai e per esserci. Grazie. Un ringraziamento ai relatori. Se volete approfondire ancora Italia Verona, sono a disposizione, cercate me, cercate altri amici, siamo un gruppo già di oltre 30 persone, stiamo crescendo, siamo felici di accogliervi. Vogliamo essere una comunità inclusiva, capace di ascoltare, capace di crescere. Abbiamo anche l'obiettivo di aumentare la nostra presenza. Vorremmo essere presenti in sempre nuove comunità, in sempre nuovi comuni, come ci ha detto il nostro segretario, 15 persone sono sufficienti a creare un gruppo. Stiamo crescendo, vorremmo continuare a farlo anche grazie a voi, chi ancora non ci conosce e a chi ci conoscerà. Grazie a voi.